I carabinieri del NOE hanno sequestrato la discarica di Alli a Catanzaro. Nell'inchiesta che ha portato al sequestro sono indagati Stefano Gavioli, amministratore della società Enertech che gestisce l'impianto, Loris Zerbin, direttore tecnico, ed Antonio Garruba, dipendente tecnico operativo. Durante le indagini è emerso che il percolato prodotto dalla discarica finiva nel fiume Alli e successivamente in mare. L'impianto resterà aperto perché affidato a 3 tecnici nominati dal giudice per le indagini preliminari. Arresti e denunce sono stati compiuti tra ieri e stanotte dagli agenti delle volanti della Questura di Reggio Calabria nell'ambito dei controlli attuati su disposizione del questore. In arresto sono finiti 2 rumeni, un 40enne per furto aggravato ed un 23enne che ha tentato di violentare una prostituta, sua connazionale. Altri 2 cittadini di nazionalità rumena sono finiti in manette mentre un terzo complice, loro connazionale, minorenne, è stato denunciato per tentata violazione di domicilio aggravata. Il segretario nazionale della UIL Polizia, Martino Santacroce, ha incontrato oggi i colleghi che operano a Crotone, quotidianamente alle prese, con problemi derivanti dalla presenza del più grande centro di accoglienza di cittadini extracomunitari d'Europa e da una criminalità locale particolarmente pervasiva. Per affrontare questa difficile realtà è stata chiesta un'assegnazione straordinaria di uomini. Con questa visita, ha affermato Santacroce, si è voluto testimoniare la vicinanza alla segreteria provinciale di Crotone guidata da Antonio Maggi. La neo Miss Italia Stefania Bivone è tornata nella sua terra natia per firmare autografi e incontrare i suoi corregionali. Durante un tour delle province ospite di note gioiellerie, la Miss si è concessa fan e fotografi. Ieri pomeriggio Stefania è stata testimonial dei gioielli Miluna presso un noto rivenditore di Cosenza. Il famoso marchio ogni anno proclama la reginetta con la corona di Miss Italia. Quest'oggi Stefania sarà a Trebisacce e Pietrapaola.